In ogni impianto natatorio ogni pomeriggio è una festa perché ci sono i bambini e dal natatorium di Treviso i più piccoli ricoprono una fetta molto grossa dell'intera attività stagionale. Il 40% delle nostre attività è riservata ai bambini nelle varie fasce di età, dall'età prescolare ai ragazzi, per poi passare alle attività sportive più propriamente dette che sono fatte nel pomeriggio. Alle mie spalle vedete sono delle vasche divise in vari settori, sono due settori dove ci sono i bambini piccolini di 3 anni che vengono chiamati paperini, 2 settori di bambini di 4 anni che vengono chiamati paperi e ci sono altri 3 settori dove vengono divisi i bambini dai 5 anni in su a seconda del livello. In realtà l'attività di scuola nuoto inizia a 3 anni ma può proseguire poi fino anche ai 15 anni con le varie declinazioni e specialità. I bambini partono dai 3 anni fino ai 13, ai 13-14 anni passano anche ai 15, passano alla scuola nuoto adulti e i piccolini li dividiamo in bambini, teniamo i bambini dei 3 anni tutti insieme, dei 4 anni tutti insieme e dopo passano alla scuola nuoto ragazzi e là a seconda del livello vengono divise le capacità. Hanno 4 anni, sono alla scoperta delle basi dell'acqua, cominciano a mettere la testa sotto, a camminare da soli e a fare anche qualche piccolo tuffo autonomamente senza avere più di tanta paura, però intanto giochiamo e impariamo insieme. Il nostro slogan è nuotare giocando, imparare divertendosi. Attraverso il gioco, attraverso il divertimento in acqua si acquisisce autonomia, si impara a essere sicuri di sé, ad avere abilità tecniche, abilità specifiche per avere poi un orientamento per chi lo desidera verso le attività agonistiche. La cosa fondamentale comunque è che secondo me tutti dovrebbero saper nuotare, tutti. E comunque la sensazione dell'acqua è importantissima. È una cosa che ti richiama, ancora quando sei nel pancione della mamma ritorni a avere le sensazioni quando sei proprio piccolo piccolo, ancora prima di nascere. E comunque il nuoto è importante per il fisico e comunque nella vita. Ho una bambina che si chiama Maddalena e ha 4 anni. Ho deciso di iscriverla in piscina perché ritengo fondamentale per un bambino imparare a nuotare, fondamentale avere un buon rapporto con l'acqua e spero che le sia utile in futuro nella sua vita di adulto. Ed i genitori sono un'altra componente importante in questo tipo di corsi. Le sensibilità sono diverse, ma gli istruttori sono preparati e qualificati. La difficoltà più grande del genitore, soprattutto quando sono piccoli, è staccarsi dal bambino. Proprio il distacco è la cosa più difficile perché comunque l'ambiente è un ambiente diverso dal solito, non è un ambiente loro congeniale perché il rumore, la confusione, soprattutto in certi orari, e proprio lasciare il bambino anche ad altre persone che vedono magari anche per la prima volta non è facile. Soprattutto quando si inizia è la cosa peggiore genitore, la tensione, però poi quando sai che la cosa la fai bene con amore, il genitore è l'ultimo problema che mi pongo io. Ecco.